Domenica 5 maggio, ecco l'enorme nube di fumo che esce dai camini della distilleria Bonollo in centro paese a Conselve. I residenti documentano tutto con i telefonini. Domenica l'aria era irrespirabile, dicono. La puzza li ha svegliati già durante la notte. La situazione va avanti così da settembre. Dopo numerose segnalazioni ai carabinieri e all'ARPAV attendono di conoscere gli sviluppi dopo il vertice in prefettura di marzo e i risultati delle ultime analisi. Quello che ci fa arrabbiare è che almeno in apparenza nessuno sembra fare attivamente e in tempi brevi qualcosa che ci sia utile per vivere dignitosamente. Guardate le immagini girate da una mamma. Ecco come ha ritrovato i giochi dei figli dopo averli puliti solo un giorno prima. Indecente, indecente, indecente. I bambini ormai non giocano più in giardino. I residenti che vivono nei condomini anneriti dal fumo che sorgono davanti al complesso delle distillerie continuano a documentare gli strati di polvere nera che quotidianamente si deposita sui loro balconi. Dopo una settimana dentro, tra l'altro, neanche fuori, cioè dentro a dove si chiude il balcone, quindi finestre chiuse o aperte, non me ne frega niente a nessuno. La rabbia mista a preoccupazione visto che i depositi dei fumi entrano anche quando le finestre sono chiuse. Lì non ci vado neanche perché tanto qua non viene più via. Cioè, ma è questa la situazione in cui bisogna vivere?